Assessore, qual è la situazione della West Nile in Veneto? La situazione direi che è sotto controllo, non ci sono situazioni che ci portano a pensare a epidemie, tantomeno a pandemie. Attiviamo sostanzialmente quello che è il protocollo nazionale, che poi è accaduto anche un protocollo nostro regionale, dove successivamente a quelle che erano le disinfestazioni a livello larvicida fatte quindi in primavera dai comuni, a carico dei comuni, interviene la Regione in questo frangente con determinati criteri, quindi andando a definire delle zone dove ci sono state delle infezioni, partendo innanzitutto da 3 province, le prime, quindi Padova, quindi Rovigo e quindi Verona, e a ruota, quindi dopo qualche giorno, interverremo anche in tutto quanto il Veneto, per fare una disinfestazione non solo adulticida ma anche larvicida, visto e considerato che si pensa che la stagione calda possa andare avanti, quindi stagione calda, clima tropicale, ambiente adatto alla proliferazione delle zanzare. Va rassicurata la popolazione, nel senso che, ho già detto prima, che non c'è nessuna epidemia. Tra l'altro il virus non si trasmette da uomo a uomo, ma si trasmette solo ed esclusivamente attraverso la puntura. Nell'80% dei casi, quando si viene punti e è asintomatico, non ci si accorge di avere questa patologia. Nel solo 20% dei casi si possono avere degli esiti che portano a pensare a un'influenza, quindi ossa rotte, quindi qualche linea di febbre. Può virare nell'1% dei casi in ambiti neuroinvasivi e potrebbe anche portare al decesso. I decessi sono purtroppo destinati a persone defedate, a persone con pluripatologie, a persone che hanno già delle grosse difficoltà e hanno parecchie patologie a carico.